Io ho avuto la possibilità di poter conoscere tante persone che vivono in pendenza, che vivono nella montagna bellunese, spesso con difficoltà, ma anche un grande amore verso il loro territorio e il loro ambiente. Mi hanno raccontato tante storie molto belle e soprattutto la gran parte anche positive, non solo lamenti, ma anche voglia di rimanere nel territorio, lottare contro lo spopolamento e produrre nel territorio, recuperare anche antiche tradizioni e antiche produzioni agricole. E quindi l'ho voluto raccontare nel mio libro in modo positivo. Mi hanno passato una grande passione, tante conoscenze, tanta cultura di montagna, un grande attaccamento al loro territorio, giovani e meno giovani, ma soprattutto giovani che hanno deciso di rimanere a vivere nei loro paesi e cercare di fare produzioni, allevamento, produzioni di nicchia. E li ho voluti raccontare in positivo, ora lo sto anche girando nelle varie valli con questo libro e secondo me sono degli esempi virtuosi che possono anche servire per le nuove generazioni che vogliono non rimanere o ritornare in montagna. Penso che sia un aspetto questo fondamentale. Questo libro, Vivere in pendenza, ci dà un messaggio forte, che è quello di trovare il punto di equilibrio su tutte le azioni che anche la Regione Veneto si propone di fare per tutelare la montagna, ma per darle garanzia di continuità, di sviluppo e di prestigio per quello che rappresenta per il nostro territorio, dal punto di vista della sicurezza, della salvaguardia ambientale, della biodiversità e anche per il turismo che sicuramente in montagna ha un grosso bacino di affluenza. Quindi un grazie all'autore per questa sollecitazione e l'impegno da parte nostra di rendere concreti questi stimoli attraverso il riconoscimento di tutte quelle forme di autonomia, di particolarità del servizio all'interno della struttura della montagna, perché i residenti chiedono questo riconoscimento per poter continuare a vivere in quel territorio. Un libro molto bello che riesce attraverso uno scrittore che non è, diciamo, un uomo che vive in montagna ma vive in laguna, e quindi c'è questa, diciamo, somiglianza di rispetto anche di delicatezza dell'ambiente, un libro che descrive le vite di chi vive in montagna, vite difficili da una parte, vite di gente che ama il posto in cui è nato e anche persone che invece sono andate a vivere in montagna per scelta, e questo credo che sia estremamente importante. È chiaro che dal punto di vista istituzionale deve esserci un impegno sempre più forte a far vivere anche quella legge che esiste già in Consiglio, che è una legge che riconosce la specificità bellunese, che si tratta quindi di individuare quelle che sono priorità di investimento e di dare i fondi anche che esistono e che dovrebbero essere dedicati unicamente alla montagna. Adesso c'è la questione delle Olimpiadi, che potrebbe essere una grandissima occasione giustamente anche per investire in quei luoghi, rispettando però quello che è l'equilibrio di persone che quei luoghi li amano e che alle volte qualcuno ha detto siamo ruvidi, come ho avuto modo di dire durante la presentazione. Quella ruvidità però è anche l'espressione di chi quell'ambiente vuole proteggerlo, e quindi bene l'investimento, bene il turismo, ma bene anche che chi lo vive o chi va a vivere voglia continuare a proteggere l'ambiente, che è così bello ma anche così delicato.